Sì, abbiamo presentato un paio di progetti di legge che vanno a intervenire sia in ambito nazionale, quindi per una uniformità del sistema previdenziale dei consigli regionali in maniera uniforme, e poi abbiamo toccato tutto il sistema di vitalizi. Cercheremo di mettere mano anche ai vitalizi pregressi, perché altrimenti il sistema contabile della stessa regione non può reggere molto a lungo, e ovviamente era anche nel nostro programma elettorale la riduzione dei compensi dei consiglieri regionali e l'eliminazione dell'assegno di fine mandato, un impegno che ci eravamo preso e che vogliamo portare avanti anche, insomma, rispettando le tempistiche, ma anche i tempi della nostra società, che ovviamente chiedono una politica a basso prezzo e molto più efficiente. È una proposta semplicissima, è quella di equiparare il trattamento dei consiglieri regionali a quello del sindaco della città capoluogo di regione. Per il Veneto è Venezia, e quindi è un criterio molto semplice, trasparente, condiviso. Nessuno sostiene che i sindaci siano della casta, anzi qualcuno dice che a volte per le responsabilità che hanno percepiscono anche troppo poco. Non è previsto il vitalizio per i sindaci e quindi non è previsto per i consiglieri regionali. È una proposta contenuta nella riforma costituzionale, e quindi se i cittadini veneti e italiani vorranno, votando sì al referendum di ottobre o novembre, potranno equiparare questo trattamento per tutti i consiglieri regionali d'Italia. Mi sembrano parole al vento. Una proposta di legge è di iniziativa popolare, si comincia oggi e non si finirà mai. L'altra demanda al Parlamento di fare le leggi. Io credo che dovremmo fare le cose che ci riguardano. È troppo alta la nostra indennità? Riduciamola. Non è più oro di vitalizio? Aboliamolo. Allora io credo che questa volta veramente è una sfida tra quelli che vorranno fare cose vere per i veneti, quindi abolizione del vitalizio, basta fare una legge di una riga. Riduzione dell'indennità, facciamo lo stipendio come sindaco di Venezia, è già molto. Se invece faremo una legge che manda a Roma la decisione futura o che le manda al referendum, sapremo chi fa questa legge, sapremo che è la solita finzione, sapremo che saranno bei titoli sui giornali, ma i cittadini veneti continueranno a pagarci tanto e a darci pensioni alte. Abolizione totale dei vitalizi, 13 milioni di euro ogni anno che noi vogliamo che vengano tolti alla politica, e questo odioso privilegio, questi soldi vengano dati a chi ne ha più bisogno, ai cittadini che ne hanno bisogno. Inoltre chiediamo che vengano abbassate le indennità, noi ce le siamo tagliate quasi del 60%, perché dobbiamo dare un segnale forte di vicinanza della politica ai cittadini. Basta coi privilegi, basta con questa casta, dobbiamo tornare alla normalità.